Faccio l'esempio del mio reparto, diabetologia, ospedale dei Colli di Padova, senza andare lontano. Noi eravamo 10 medici fino a un anno e mezzo fa, adesso siamo 6 medici. Allora chiedo a Zaia se in diabetologia a Padova le liste sono state abbattute dell'87% come dice lui. Antonino Pipitone, già consigliere regionale ed esponente di Padova Bene Comune, è soprattutto un medico al centro di diabetologia di Padova. È diretto nei confronti del presidente della regione Luca Zaia sul tema liste d'attesa. La regione continua a ripetere gli stessi dati da febbraio, dice Pipitone, ma la realtà è un'altra. Lui parla dell'80% del taglio delle liste d'attesa, come aveva detto lo scorso febbraio, riguardo le visite, chiamiamolo così, normali. Magari fosse così, noi come abbiamo detto l'altra volta, chiediamo a Zaia, prima di fare delle dichiarazioni, quantomeno fare qualche telefonata al CUP, far fare qualche telefonata anche ai direttori generali, informarsi un po' fra i suoi amici o conoscenti se in effetti è proprio così. Abbiamo dei seri dubbi che non è così, anzi abbiamo certezze che per non tutte le specialità è così. L'esperienza tra i reparti del dottor Pipitone racconta di molti pazienti che non potendo rivolgersi al privato e vedendo i tempi d'attesa lunghi smettono di curarsi. Parlo della mia esperienza, che penso sia comune a molti colleghi che hanno a che fare con le patologie croniche o comunque con patologie impegnative. Io dovrei vedere un paziente a 6 mesi e non riesco a vederlo, devo metterlo un anno e mezzo, 2, e poi comincio a vedere in maniera impressionante persone che cominciano ad avere un diabete scompensato, cominciano ad avere complicanze, cosa che in teoria dovremmo prevenire. Il problema oggi non è l'urgenza, noi vediamo le urgenze subito, il problema è la cronicità, è il territorio, non è l'ospedale. L'ospedale dà buone risposte in tempi relativamente brevi. Per fare un intervento di cataratta si parla di 2-3 anni, per fare un enne inguinale ci vogliono 2-3 anni, interventi molto semplici, voglio dire, sembrano sciocchezze, ma non lo sono per chi vive un problema di malessere e di sofferenza. Quindi il problema non è, come dire, la questione che Zaia dice da questi numeri, il problema è che questi numeri purtroppo non corrispondono alla realtà.